GR, giornale radio della Puglia. Rischio varianti, se abbassiamo la guardia aspettiamoci una terza ondata, l'allarme dell'assessore Lopalco dopo un weekend con troppi assembramenti. ASL disorganizzata, domanda di tamponi molto più alta dell'offerta, la denuncia dei medici di base baresi. In Puglia il ricordo di Betty Barbieri, staffetta sempre in viaggio per salvare gli animali, morta in un incidente stradale all'alba di ieri. Calcio, la giornata delle pugliesi di C, il Bari verso l'esonero del Tecnico Auteri, Foggia vince ancora ed è quarto in classifica. 7:18 di lunedì 8 febbraio, buongiorno da Annalisa La Selva in studio, da Francesco Capotorto in regia. Benvenuti a questa prima edizione del giornale Radio Rai della Puglia. In apertura i numeri della pandemia, scende sotto la soglia critica del 30% l'occupazione dei posti letto in terapia intensiva da parte dei pazienti Covid, curva dei contagi in leggera flessione, ma l'assessore Lopalco invita a non abbassare la guardia. Numeri in tendenziale diminuzione nel bollettino regionale, 765 i nuovi positivi su 8.751 test registrati, 8 i decessi rispetto ai 31 del giorno precedente, tasso di positività pari all'8,7%, in discesa per il secondo giorno consecutivo, la maggior parte dei contagi nella provincia di Bari, i decessi nel Foggiano. Nonostante l'attenuazione delle curve, la regione resta arancione, quindi sottoposta alle restrizioni delle zone a medio rischio, non sempre rispettate dalla popolazione, come nell'ultimo fine settimana. L'assessore Lopalco avverte: attenti alle mutazioni, scordiamoci la possibilità dell'immunità di gregge, o siamo disposti a rinunciare alla socialità o dobbiamo accettare una nuova ondata. In diminuzione anche i tassi di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica, scesi rispettivamente al 28% e al 40%, sotto le soglie di allarme. L'aggiornamento dopo l'invio dei dati sulla disponibilità di posti letto in più da parte della Regione Puglia. La fase 2 della campagna vaccinale intanto subisce una battuta d'arresto. L'apertura delle agende per le prenotazioni degli anziani sopra gli 80 anni, prevista per lunedì 8, slitta al 15 febbraio. Allo studio degli esperti un sistema che consentirà di prenotare il vaccino tramite CUP, in farmacia o presso le ASL, con la tessera sanitaria come le normali visite specialistiche, ma senza richiesta del medico curante. Per la somministrazione agli 11 hub vaccinali si aggiungeranno gli ambulatori pubblici del territorio e il servizio a domicilio. Maria Grazia Lombardi, TGR Puglia. La domanda di appuntamenti per il tampone molecolare è molto più alta dell'offerta messa in campo dall'ASL. La denuncia è di Nicola Calabrese, segretario della Federazione Medici di Medicina Generale di Bari, in riferimento alla prenotazione dei tamponi affidati ai medici di famiglia dopo l'accordo con la regione sottoscritto a novembre. Servirebbe con urgenza, aggiunge Calabrese, non solo aumentare la quantità di tamponi ma anche rivedere la distribuzione degli appuntamenti. L'ASL sta rispondendo in modo inadeguato dal punto di vista organizzativo. A questo si aggiungono problemi tecnici della piattaforma Java su cui operano i medici di famiglia, che andrebbero, dice Calabrese, tempestivamente risolti. E ora la politica. Mercoledì un confronto tra maggioranza e opposizione convocato dalla Presidente del Consiglio regionale Loredana Capone. I partiti chiedono alla Regione di condividere le proposte di opere pugliesi da finanziare con i fondi del Recovery Plan. Inutile concentrarsi su un elenco di progetti. Costruiamo insieme una prospettiva di sviluppo a lungo termine, chiede Claudio Stefanazzi. Il capo di gabinetto del presidente Emiliano incontrerà mercoledì i capigruppo del Consiglio regionale per illustrare le proposte della Puglia sull'utilizzo dei fondi del Recovery Plan. Nei mesi scorsi sono state messe insieme richieste per 19 miliardi di euro tra infrastrutture, agricoltura, commercio, green economy, imprese e turismo. Una ricognizione del tutto provvisoria, spiega Stefanazzi, che aggiunge: molti cantieri si potranno finanziare con i fondi ordinari, meglio investire su assistenza, istruzione e formazione per favorire una crescita economica e sociale più solida e duratura. Servono infrastrutture e trasporti per rilanciare imprese e occupazione al sud, dice la Lega con Nuccio Altieri. Ignazio Zullo, Fratelli d'Italia, chiede un accordo tra gli schieramenti perché già a livello nazionale nel piano del governo vengano inseriti progetti pugliesi cantierabili. Rifondazione Comunista chiede di restituire i diritti a chi sta soffrendo per la crisi e dice no al governo di Mario Draghi. Tonia Guerra. Le nostre proposte sono di investire nella sanità e nella scuola pubblica, di fare assunzioni, di bloccare i licenziamenti, di fare un grande piano casa. Fulvio Totaro, TGR Puglia.
Riprende stamattina in Corte d'Assise a Taranto l'udienza del processo ambiente svenduto sul presunto disastro ambientale causato dall'Ilva della gestione Riva. La requisitoria del pubblico ministero Mariano Buccolero andrà avanti fino a giovedì. Successivamente si procederà a un ritmo di 3 udienze alla settimana fino al 21 aprile. Nel processo sono imputate 44 persone fisiche e 3 società, Ilva, Riva Fire e Riva Forni Elettrici. Era di casa in Puglia Elisabetta Barbieri, nota volontaria animalista, ha perso la vita in un incidente stradale ieri mattina. Un viaggio iniziato da San Severo per portare cani e gatti alle famiglie del nord Italia che avevano deciso di adottarli. Oggi abbiamo perso una grande amica, non abbiamo perso soltanto una volontaria, abbiamo perso una grande amica, abbiamo perso uno dei punti di riferimento del volontariato qui al sud. Betty è conosciuta in tutta Italia per il suo grande cuore. Addio anima bella, un lungo saluto che prosegue sui social. Betty era di casa in Puglia, a Fasano, gli amici di Quattro Zampe nel Cuore trattengono a stento la commozione. All'ente protezione animali di San Severo l'ultima tappa, l'inizio di un viaggio interrotto tragicamente da un incidente in autostrada. Viveva a Rho, nel milanese. Elisabetta Barbieri, volontaria, staffettista, trasportava cani e gatti su e giù per l'Italia, da sud a nord, dai canili alle case delle famiglie che li adottavano. L'impatto poco dopo Pesaro, all'alba di domenica. Oltre a lei hanno perso la vita altre 2 persone e un cane, un cucciolo di pastore tedesco, Charlie, salito a bordo proprio a San Severo. Fabio Forlano, TGR Puglia. Nuovi avvistamenti della pantera che si muoverebbe tra le campagne pugliesi da alcune settimane. Le segnalazioni riguardano lo spostamento dell'animale verso l'area di Putignano e Alberobello. Nei giorni scorsi era stata annotata nelle campagne vicino a Castellanagrotte. Questa mattina le guardie forestali riprenderanno le ricerche anche con l'utilizzo di droni. E dal mondo della pesca arriva l'allarme per i cormorani, sempre più numerosi sulle nostre coste. Un comunicato stampa della Coldiretti segnala un problema che sta aumentando il proprio impatto negativo su pesca e acquacoltura, da tempo notoriamente in crisi, la diffusione dei cormorani, e Coldiretti parla di invasione favorita dalla tropicalizzazione del clima e dal global warming. I pescatori segnalano in tutta la regione la presenza sempre più invasiva di questi predatori acquatici, lungo la costa barese, nella laguna di Varano o la palude del lago Salso Manfredonia, a Gallipoli, nel golfo di Taranto, ma intorno alle gabbie dell'acquacoltura i cormorani si aggiungono a frequentatori abituali come aironi e gabbiani. In altre regioni sono stati adottati piani di contenimento. I cormorani italiani fanno parte di popolazioni continentali dell'Europa centro-settentrionale e occidentale, migratrici e dispersive, con areale di svernamento che comprende i paesi dell'Europa centro-meridionale e il Nord Africa. L'aumento del numero di individui è da attribuirsi alle migliorate condizioni ambientali, dalle zone umide alle aree costiere. I danni causati dai cormorani vanno ad aggiungersi agli altri conseguenti alla pandemia da Covid, che ha comportato il crollo della domanda di pesce sui mercati italiani ed esteri. Giovanni Matera, TGR Puglia. La nostra pagina sportiva, la domenica delle pugliesi di Serie C, vince il Foggia che sale al 4° posto, pareggi per Monopoli e Bisceglie, sconfitto il Francavilla, esplode la crisi del Bari che perde in casa con la Viterbese. Un punto nelle ultime 3 gare e un Bari disastroso, quello battuto ieri in casa dalla Viterbese per 1-0, e crisi profonda nel club biancorosso. Auteri alle ore contate, per la sua sostituzione si parla di Massimo Rastelli. Il Bari adesso è in silenzio stampa, riprenderà gli allenamenti mercoledì mattina, quando appunto ci sarà il nuovo tecnico. Nelle altre partite di giornata il Foggia ottiene un successo strepitoso a Potenza, gol vittoria di Del Prete all'8° del primo tempo e raggiunge il 4° posto in classifica. Perde in casa il Francavilla Fontana, battuto dalla Juve Stabia, gol vittoria di Orlando a 3 minuti dalla fine. Pareggio esterno del Monopoli a Termo 1-1, Monopoli in vantaggio con Guebre, il pareggio degli abruzzesi con Pinzauti. Infine spreca tutto il Bisceglie, avanti di 2 gol contro la Turris con reti di Altobello e Cittadino, si è fatto raggiungere nei minuti finali dai gol di Giannone e Persano. Emiliano Cirillo, TGR Puglia. Basket, l'Epi Casa Brindisi riprende la corsa in campionato battendo in trasferta la De Longhi Trieste 108-90 dietro Milano. In classifica un poker di squadre: Brindisi, Bologna, Venezia e Sassari. Venerdì prossimo alle 18 brindisini impegnati nel 1/4 di finale di Coppa Italia a Milano.
La danza aerea di Elisa Barrucchieri e della compagnia barese Res Extens ha portato un pezzo di Puglia sul palco della cerimonia inaugurale dei mondiali di sci alpino di Cortina, 2 coreografie di 4 minuti ciascuna che hanno aperto e chiuso la cerimonia, ispirate alla magia della neve. Alla performance ha lavorato lo staff del corteo storico di San Nicola. In chiusura, prima di salutarci, sentiamo che tempo farà. Buon lunedì a tutti da Alex Guarini di Rai Pubblica Utilità. Correnti umide e miti sud-occidentali sospingono della nuvolosità irregolare sulla Puglia, che questa mattina risulta più consistente, in particolar modo sul Salento, con residui acquazzoni. Maggiori schiarite questo pomeriggio su tutti i settori pugliesi, con temperature senza particolari variazioni, massime che oscilleranno tra 14 e 16 gradi sui nostri capoluoghi. Le correnti deboli ancora a tratti moderate da ovest, in particolare lungo il versante ionico, cui il mare risulterà molto mosso o agitato. Mosso invece l'Adriatico. Domani poche novità, spiccata variabilità al mattino, con schiarite alternate da nuvolamenti che localmente potranno dar luogo a qualche pioggia. Dei fenomeni non sono esclusi anche nelle ore pomeridiane. Sempre domani le temperature non subiranno particolari novità, mite nel primo mattino con minime che non andranno al di sotto degli 11-12 gradi, massime pomeridiane tra 14 e 16. Con questo è tutto da Rai Pubblica Utilità. Su informazioni dell'Aeronautica Militare, appuntamento ai prossimi aggiornamenti. Ed è tutto per questa prima edizione del giornale Radio Rai della Puglia. Da Annalisa La Selva in studio, Francesco Capotorto in regia. Buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio della Puglia.